La barzelletta di Geppo. Dopo 2 anni di matrimonio, 2 sposini non riescono ancora a avere figli. Allora che fanno? Si recano per fare una bella visita al ginecologo, no? Il ginecologo fa un paio di domande, quando sono seduti a un certo punto gli fa: allora, signori, io vorrei sapere una cosa, ma mi raccontate cosa fate la sera? Allora il marito prende la parola e fa: guardi, ceniamo, dopo cena ci sdraiamo sul divano, guardiamo la TV, poi un bacetto e andiamo a dormire. Ah, il dottore fa: bene. E la mattina invece cosa fate? E niente, la mattina ci svegliamo, facciamo colazione, un bel bacetto, poi io vado al lavoro. Capisco. E il dottore sempre fa incalzano e fa: senta, è il pomeriggio? E il pomeriggio facciamo merenda, poi un altro bacetto e spesso ci riposiamo. E il ginecologo a sto punto si guarda la donna e fa: bene signora, allora si spogli per cortesia e si stenda sul lettino. Fa sdraiare la signora sul lettino, il ginecologo piano piano si leva i calzoni, si leva la camicia, sale sulla signora e hanno un rapporto sessuale completo. Alla fine il ginecologo si riveste, si mette i calzoni, si guarda il marito e fa: ecco, ha capito come si fanno a fare i bambini? Questa cosa va fatta tutti i giorni. L'uomo guarda il dottore fisso, però rimane in silenzio, no? Poi fa: ok dottore, è tutto chiaro. Quindi la coppia è tutto a posto, si alzano, pagano, ringrazia e se ne vanno, no? Dopo un po' mentre stanno fuori il dottore sente fa così. Si spalanca la porta, rientra il marito e fa: scusi dottore, mi sono scordato una cosa, ma viene lei a casa o venimo noi qui? La sveglia dei gladiatori. Tutto chiaro. Dimensione Suona Roma.